Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizia dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, Ottica Moderna a Taglio di Po. Andiamo subito alle notizie. Cominciamo dalla prima pagina della Voce di Rovigo, non in fuga dal vaccino. Il 15% non si è presentato all'appuntamento, qualcosa nell'organizzazione non funziona. Appunto su quest'articolo, tanti non si presentano ai centri vaccinali. Il bilancio dell'US 5 dopo la prima giornata della campagna di massa. Sono ben 41 le persone che non si sono presentate, 18 a Rovigo, 6 a Trecenta e 17 ad Adria, una percentuale non bassa del totale. Portoviro, l'appello delle partite IVA, serve un anno senza tasse e i ristoratori insistono, noi chiusi perché paragonati ai bar, ma le regole al ristorante sono più rigide. C'è poi un'intervista a Pino Longo, noto ristoratore bassopolesano, che spiega che insieme ad altri suoi colleghi ha fondato un comitato che si chiama Capelli e Cappelli Bianchi e Partite IVA, proprio per sensibilizzare alla luce della situazione di emergenza sanitaria ma anche economica. Coronavirus in Polesine, la prossima settimana si parte col vaccino di maestre e prof. La tabella di marcia dell'azienda sanitaria. Oggi, 17 febbraio, ci sarà un nuovo incontro per decidere quando partire e probabilmente si comincerà con gli operatori della materna e dell'infanzia, per andare poi a salire come ordine di istituti. Purtroppo il problema pandemia tiene banco anche oggi. I farmaci antiestrogeni somministrati alle donne di cura per il tumore al seno bloccano il Covid-19. È il risultato di uno studio delle giovani ricercatrici Monica Montopoli e Arianna Culcinotto su un campione di oltre 50.000 donne in Veneto. Questi farmaci sarebbero efficaci nel contrastare l'infezione da SARS-CoV-2 e il successivo sviluppo del virus. Speriamo bene. Agricoltura, ancora un premio speciale per la giovanissima agricoltrice polesana Sonia Michieri, 24 anni, che coltiva fragole a Crespino. Ha ricevuto una menzione speciale dall'Osservatorio Giovani di Nomisma. Sonia Micheli, imprenditrice agricola di Crespino, 24 anni, una laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie all'Università di Padova, con il massimo dei voti. Complimenti. Adria, cantiere navale Vittoria, ha avviato il percorso verso la completa sostenibilità ambientale. L'azienda veneta specializzata nella costruzione di imbarcazioni militari, paramilitari e commerciali ha efficientato lo stabilimento. Infatti il cantiere navale Vittoria prosegue nel percorso che punta a minimizzare l'impatto ambientale delle attività, del sito produttivo e delle imbarcazioni. Andrea Feliciati è il nuovo presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Veterinari del Veneto. Dal 2015 Feliciati è presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Rovigo. E purtroppo, sempre dalla Voce di Rovigo, Portoviro in lutto, due mamme giovanissime hanno perso la vita. Anna Rita Snobbi e Chiara Soncin sono mancate a poche ore di distanza a causa di un male incurabile. Vogliamo rivolgere alle famiglie le condoglianze di tutta la redazione di Made in Polesine. Dal Gazzettino, Taglio di Po, asilo in funzione le nuove caldaie. Installato un impianto di condensazione a 3 pompe di calore per completare la climatizzazione estiva di tutta la struttura. L'intervento all'asilo Girasole è il primo previsto dall'accordo Comune Edison per l'efficienza energetica degli edifici. Settori in crisi. Estetica, perso il 70% degli incassi. La bellezza sfiorisce nella pandemia. Stimato un calo del 70% del fatturato nel 2020 nei settori estetica e benessere, in linea con il dato italiano. Non c'è solo il lockdown, ma il calo di clienti a causa delle limitazioni alla vita sociale, e questa crisi ha colpito anche ristoranti e teatri. Da Fondazione Cariparo, 5 milioni contro le povertà, il progetto mira a combattere i disagi educativi e di relazione che affliggono i più giovani. Sono diversi progetti realizzati negli ultimi anni nelle province di Padova e Rovigo, dagli 8 soggetti che si sono aggiudicati i bandi pubblici, oltre a proporre modalità innovative nell'affrontare il contrasto alle povertà educative. Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che siamo tutti i giorni alle 11.50 e alle ore 14 su Radio Diva, sulle frequenze 94 e 100, e come sempre da Leandro Maggi è un piacere stare con voi. Ciao ciao!